Ecco arrivare finalmente il libro di Antonio Canepa, il comandante guerrigliero che dalle battaglie partigiane della Toscana arriva in Sicilia e fonda l'esercito per l'indipendenza della Sicilia nel 1944, subito dopo la strage di Via Maqueda, dove l'esercito italiano spara sulla popolazione inerme, uccidendo decine di persone, donne e bambini. Finalmente un libro che ci racconta la storia e la vita di questo grande personaggio siciliano che ha permesso alla Sicilia di riavere il suo Parlamento. Antonio Canepa nasce a Palermo il 25 ottobre 1908, un grande personaggio che in questi giorni viene ricordato con manifestazioni, una mostra di quadri e una commemorazione alla facoltà di giurisprudenza dove l'ha visto studente e insegnante. Vi presentiamo alcuni titoli del libro che Lino Carrubba gli ha dedicato con la sua tesi di laurea e con questa appassionata stampa uscita da pochi giorni. Il libro contiene un profilo di una presentazione di Carlo Marino, professore di storia alla facoltà di scienze politiche, e poi ancora una presentazione di Giuseppe Chanot e quindi il libro raccoglie l'epopea di Canepa in una serie di titoli molto interessanti che andiamo a leggervi. Allora, il primo capitolo è dedicato a una prima analisi del personaggio Canepa, poi subito si definiscono i particolari di quella che si può pensare l'impresa più clamorosa organizzata da Antonio Canepa, che era l'attentato, un piano per uccidere Mussolini a Palazzo Venezia. Antonio Canepa aveva trovato nelle carte del Palazzo Venezia un cunicolo sotterraneo che gli permetteva di passare da un edificio all'altro e sorprendere il dittatore dentro le sale del suo stesso palazzo. Il piano fallì perché la polizia riuscì a chiudere il passaggio prima che Antonio Canepa entrasse in azione. Il secondo capitolo è dedicato alla Repubblica di San Marino e all'azione antifascista di Antonio Canepa che voleva produrre un colpo di Stato nella piccola Repubblica che però rappresentava una spina nel fianco del regime perché aveva delle grandi tradizioni repubblicane. Il libro continua con l'analisi del capolavoro di Antonio Canepa, il sistema di dottrina del fascismo, che gli valse la cattedra di professore all'Università di Catania. In questa mega opera analizza molto profondamente tutte le varie i vari aspetti del fascismo e della dittatura, producendo però sicuramente un'opera mastodontica, però alla fine anche grazie a un'attenta e particolare, raffinata visione dell'insieme, si arriva a concludere che era in realtà una strombazzatura del regime fascista e questo i gerarchi lo capirono molto tardi, quando già Antonio Canepa era professore all'Università di Catania. Il libro continua con l'attività di Canepa, addirittura c'è una riflessione sul testo di Jean Sauredan, che molti affermano sia un personaggio inventato, comunque è quasi un'autobiografia di Canepa, e l'attività antifascista di Antonio Canepa negli anni 41, 42 e 43 al servizio dei servizi segreti e poi partigiano italiano col nome di battaglia Tolù,
e ancora l'indipendentismo siciliano col nome di Mario Turri, comandante Mario Turri. Quindi Levis nella strategia della lotta per l'indipendenza della Sicilia, e Palermo 19 ottobre 44 la strage di Via Maqueda, i contatti con il PC e i rapporti di Canepa con gli altri leader dell'aristocrazia, che poi lo sostituirono dopo la strage di Randazzo, che vide morire, nella quale morirono non solo Canepa ma anche i suoi compagni del Levis. Poi ancora abbiamo una lettera dei giovani separatisti che cercavano di avere notizie più precise sulla situazione generale del partito, che si stava in quel momento cominciando a incrinare, e il giallo dell'eccidio di Randazzo, un avvenire che non viene mai, Canepa secondo Leonardo Sciascia. Anche questa è una parte molto importante del libro. L'importanza della corrispondenza di Finocchiaro-Abile e dei memorandum che venivano spediti in tutto il mondo. La Sicilia di domani, così come la immaginava Canepa, era molto diversa da quello che noi oggi abbiamo sotto gli occhi. Grazie ad Antonio Canepa, la Sicilia ha riavuto il suo Parlamento. Il libro fra qualche giorno lo troverete nei punti vendita, o comunque se chiamate i numeri 333 74 777 02 potrete prenotare la vostra copia. E anche 090 200 57 49.